Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13:20. Quest'oggi siamo in compagnia di Cristiana Comelli del Lions Club Trieste Miramar, presidente se non mi sbaglio. Buongiorno. Poi è con noi anche Carla Guidoni, che è scrittrice e drammaturga. Perché il Lions Club Trieste Miramar la prossima settimana, martedì 20 maggio, organizza presso, credo sia Villa Italia e Circoli Ufficiali, no? Circoli Ufficiali, oggi Circolo Unificato dell'Esercito. I Segreti Bucati è uno spettacolo a leggio che però ha anche un intendimento benefico. Allora, facciamo così. Parliamo prima dell'intendimento benefico e poi dello spettacolo. Qual è lo scopo alla base dell'iniziativa? Alla base dell'iniziativa il Lions Club Trieste Miramar condivide quello che è un progetto distrettuale, quindi con gli altri club della regione. Il distretto è formato dai club della regione più un pezzettino di Veneto. Condivide un progetto sostenuto anche dalla nostra fondazione, Lions International Foundation, di ristrutturare la sala d'aspetto della radioterapia, radioterapia pediatrica del CRO di Aviano. Quindi un atto di generosità nei confronti di questi bambini che già soffrono per le terapie e per le malattie di cui soffrono, e vogliamo rendere il momento di attesa della terapia un po' più meno pesante, un po' più sereno. È molto questa idea di intervenire, diciamo, sulle strutture ospedaliere, soprattutto quando purtroppo, insomma, si ha a che fare con problemi piuttosto seri e piuttosto lunghi, l'idea di renderle più, come dire, meno cupe non è nemmeno esatto, ma comunque di rendere più allegre, ecco, insomma, è abbastanza comune, no? È abbastanza comune, ma proprio gli psicologi, i medici hanno notato che c'è un assoluto beneficio anche nella cura se il bambino viene accompagnato in un modo più leggero. Il risultato della cura è sicuramente migliora nel momento in cui gli diamo un ambiente più a loro familiare, più adatto a un bambino, perché già è difficile sopportare le cure, già si trovano in un mondo più grande di loro, in una situazione più grande di loro, almeno che l'ambiente sia a loro più adatto. E qui abbiamo proprio alcune immagini che sono i rendering di quella che sarà appunto la nuova sala. Vediamo di farne vedere anche altri, e quindi insomma si capisce che è qualche cosa di più piacevole, ecco, insomma. Assolutamente. Devo dire, il progetto è un progetto molto, molto grande, è stato appunto finanziato per metà della spesa dalla fondazione LCIF, la nostra fondazione che raccoglie fondi sia dai club sia attraverso i service che noi facciamo, ma poi li riversa in tutte quelle che sono le attività dove ci sono un bisogno. Si dice sempre dove c'è un bisogno c'è un Lions, e quindi la nostra fondazione raddoppia i nostri sforzi perché dà tutto quello che riceve. Ma l'altra metà del progetto è proprio frutto di attività come la nostra o di generosità di privati, di cittadini, di soci Lions, di aziende che hanno collaborato, quindi il progetto era molto impegnativo come avete visto, l'importo è stato piuttosto sostanzioso. Devo dire che è già stata coperta l'intera cifra di cui si aveva bisogno, ma noi come club abbiamo ovviamente dato già un piccolo contributo, ma vogliamo andare avanti e quindi ci auspichiamo che il giorno 20 tanti, non solo Lions, ma anche tanti cittadini vogliano appoggiare questa nostra iniziativa. Allora, che cos'è i segreti bucati? Tanto verrà presentato in forma di teatro leggio. Sì, chiaro, anche per un risparmio sui costi, diciamo.
E comunque tutti gli attori sono attori che generosamente lavorano gratis, sempre per questo nostro progetto. E, è un lavoro molto leggero, di cui insomma un po' mi lascia perplesso come verrà approcciato, perché è una serie di donne che spettegolano. E infatti i segreti bucati in questo senso. Sì, in questo senso, perché ognuno, noi donne, siamo un po' abituate a dire: sai, ti dico una cosa, però mi raccomando, non lo dire a nessuno. E quell'altra, guarda, e a questo punto si scoprono cose terribili dagli antenati ai giorni nostri, e speriamo che sia accolto nel modo, diciamo, comprensivo, perché mia figlia mi ha detto: ma mamma, ma noi donne che figura ci facciamo? Io sono dell'idea che anche voi uomini poi anche metta noi giornalisti ancora peggio, quindi insomma certe cose non ha. Quindi il tono è anche leggero, mi pare di capire. Sì, leggero. C'è un pianista che aprirà con un pezzo di Chopin e poi farà degli stacchetti tra un pettegolezzo e l'altro. Tra l'altro sì, c'è anche una collaborazione con il Tartini, se non mi sbaglio, da sottolineare. Assolutamente, la collaborazione è sia con il Circolo Ufficiali, con il colonnello Barone, che appunto ringraziamo perché ha messo a disposizione gratuitamente la sala e ci sta facendo anche un po' di pubblicità, e poi con il Conservatorio Tartini, che ci ha regalato uno degli studenti, e tra l'altro uno studente bravissimo, Luca Petrovic, un pianista. Chi ha già visto le prove ha detto che farà molta strada perché è veramente molto bravo e molto, molto capace. Anche lui ha subito accettato l'invito e sarà con noi martedì prossimo. Quindi un grazie al Conservatorio, che è sempre molto vicino ai Lions in questo periodo. Il testo è stato, era un testo già esistente o l'ha scritto appositamente? No, l'ho scritto io. Appositamente per questa occasione? Sì. Veramente non per questa occasione, perché l'avevo fatto già precedentemente, l'avevo fatto alla Banca Nazionale del Lavoro, sempre all'Egio, per la raccolta Teleton, e poi l'abbiamo fatto in altre occasioni, e ogni volta ci sono tutti entusiasmati di queste donne chiacchierone. Posso chiedere, lei dall'accento si percepisce? Sono romana. Ah, romana. Sono romana e vivo da 55 anni a Trieste, e posso dire tranquillamente che è stata una mia libera scelta, perché io, diciamo, quando purtroppo mio marito è morto, avrei potuto ritornare nella mia città, e invece ormai c'ho due terre e mi trovo bene. Poi adesso a Roma uno ci ritorna anche con il treno, anche con una certa comodità, oltre che con l'aereo, insomma. È molto... No, mi chiedevo se, diciamo, per questi personaggi dei segreti bucati si è ispirato alle sue esperienze triestine, o ancora o comunque certe cose sono... Esperienze mondiali. Ma lei trova, già che ci siamo, poi dopo torniamo anche all'argomento, però mi incuriosisce questo. Purtroppo molto spesso come dire, si è costretti a procedere per stereotipi, no? Io trovo che se prendiamo per buono lo stereotipo, ma lo stereotipo del romano un po' indolente, un po' cinico, più cinico che indolente forse, ecco, si adatta abbastanza bene anche alla nostra città, no? Non so se lei ha... Io quello che ho trovato molto, diciamo, sì, intanto c'è un giro di persone coccole, simpatiche, c'è questa specie di vivere e lasciarsi vivere, sì. E questo a me è sempre molto piaciuto. Però c'è anche una fattività concreta, diciamo. Poi, sai, il mondo, insomma, è vario ormai, sì. Poi...
Comunque Però- Roma, devo dire la verità, a me è una città che ha conquistato. L'ho cominciato a frequentarla più tardi rispetto al solito, cioè rispetto a quello che si potrebbe pensare. E ci vado abbastanza spesso perché ho là anche degli amici, eccetera, e cioè, cammini veramente Ecco, una cosa che mi ha insegnato Trieste e che questo veramente mi lascia... A Roma ci si incontra verso le 5 e quello arriva alle 5:20, quello alle 5:20. A Trieste ci ho messo anni per imparare ad essere puntuale e ancora non proprio, però adesso io mi preparo, non so, 3 ore prima per riuscire ad essere vagamente puntuale, però sono diventata, ma ormai l'età mi ha insegnato. Senta, poi dopo veramente, poi io mi diverto con questo. Come traduce ai romani l'aggettivo triestino coccolo? Che credo sia quello di più difficile interpretazione. Diciamo, è tenero, è affettuoso, è dolce, così, però è molto liquido come, diciamo, come terminologia. Anche perché abbiamo di uno spettacolo, quando dice come era lo spettacolo, coccolo può significare parecchio, beh, se poi era coccolina ancora peggio. Insomma, speriamo di no, che il nostro sia coccolissimo. Parlavo in genere di altri spettacoli. Senta, Presidente, questo è un service. Questo è un service, la Carla ce ne regala uno all'anno. Questo è un service e con lei noi scegliamo poi a chi destinare i proventi di quello che raccogliamo. Lei ogni anno ci dà una chicca, come le chiamiamo ormai, e sono queste letture o recitato o letture di testi. Normalmente cerchiamo sempre di affiancarle o un cantante o altri attori, quindi sì, con lei si lavora e noi la dobbiamo ringraziare. È bello anche, prego. No, la prima volta che ho fatto è nel 94, con Riccardo Fortuna, che era regista lui, e avevamo comprato un cane lupo per una cieca triestina, e era il 94, quello è stato il mio primo impatto, e da lì poi mi hanno chiesto, insomma, non ho idea se dietro le cose insomma sono sempre andate bene. Ma è bello anche questo, no? Cioè mettere a disposizione, mettere il proprio tempo, per quanto sia possibile logicamente, a disposizione di cause degne di un certo impegno, ecco, insomma. Ecco, posso dire anche che 4 anni fa abbiamo fatto con la Nicoletta Curiella, mezzosoprano Nicoletta Curiella, abbiamo fatto uno spettacolo, Una vita fuori dagli schemi, al Museo Revoltella, per il bastone bianco per cui insomma abbiamo sempre cercato di dare, abbiamo fatto nel 2019 Il Giocattolo, che invece era proprio una commedia, per il come si chiama? Per il Sant'Egidio. La comunità di Sant'Egidio. Che siamo andate proprio a portare l'assegno lì, e lì mi sono proprio commossa a vedere tutto, le scatolette, cioè l'impatto tra il dire e la fame. E il lavoro di Sant'Egidio proprio, è un lavoro veramente, veramente eccezionale, per dire la verità. Laddove il vostro Lions, speriamo, perché poi i club Lions a Trieste sono più di uno, non più tardi di ieri, l'altro ieri ci siamo occupati di un'altra iniziativa che tra l'altro riprenderà anche domani in collaborazione con il Panatron, quello è del Lions Trieste Host. Come dire, gli argomenti, i destinatari, mettiamoli così, dei service vengono scelti sulla base di ragionamenti oppure... Allora, il direttivo sceglie proprio sulla base anche
di quello che è entrambi, diciamo che noi abbiamo delle linee di intervento proprio come Lions International, sono 8 linee di intervento, adesso spero di ricordarle tutte, ma sono il diabete, la fame, i giovani, l'ambiente, la socialità, adesso me ne perdo altri, ma insomma sono la fame nel mondo, il cancro infantile, la vista. All'interno di queste aree vediamo se c'è sul territorio, perché cerchiamo sempre di collaborare con realtà del territorio, di sentire quali sono proprio i bisogni, come dicevo prima, un ascolto dei bisogni sul territorio, e entriamo in contatto con queste realtà e da lì il direttivo o in questo caso i singoli soci che si mettono a disposizione danno le indicazioni sull'intervento che a loro sembra più opportuno in quel momento, in quella situazione. Allora abbiamo tempo soltanto per ricordare un attimo l'appuntamento di domani, che appunto è, come vi dicevo, non ho detto l'ora, per dire la verità, alle 18:30. Martedì. No, ho detto domani, chiedo scusa. Allora, martedì. Precisiamo, martedì 20 maggio alle 20:25. Alle 18:30, martedì 20 maggio 2025 alle 18:30. Ho sbagliato, no, mi ero confuso perché domani ho un matrimonio, per cui per questo sono già al banchetto probabilmente. Allora, martedì 20 maggio alle 18:30. A Villa Italia, I segreti bucati, spettacolo a leggio di Carla Guidoni, realizzato dal Lions Club Trieste Miramar, per rinnovare la sala d'attesa pediatrica presso il CRO di Aviano. E logicamente il contributo è volontario. Assolutamente, ingresso libero con offerta libera in coscienza. Volevo ricordare che Villa Italia è via dell'Università 8, perché sennò Va bene, sì, perché magari ci si perde. No, ha fatto bene a ricordarlo lei, perché se lo ricordavo io oggi chissà dove li mandavo. Grazie davvero, buon lavoro ad entrambe. Grazie a voi di averci aspettato. Andiamo in pubblicità e poi il telegiornale delle 13:20. Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la salute. L'assessore Riccardi, a margine di un incontro in Asuggi, stamattina è tornato sui temi principali collegati appunto alla salute nella nostra regione, auspicando, per ragionare sulla gestione delle maggiori criticità, un rapporto rinnovato fra paziente e medico di base. L'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, intervenendo a margine del primo incontro per presentare i dati riguardanti le varie strutture che fanno capo ad Asuggi, ha sottolineato la necessità che cambi il rapporto paziente-medico di base, nell'ottica di risolvere uno dei problemi che affliggono la realtà sanitaria del Friuli Venezia Giulia, vale a dire l'inappropriatezza prescrittiva delle visite. Non è immaginabile pensare di avere un aumento della domanda alla quale stiamo assistendo in maniera così rilevante, e di costruire un modello che corra dietro quella domanda, anche perché sarebbe inefficiente e sicuramente non sarebbe uno spreco. Dal medico, ha detto Riccardi, si va per ascoltare, non per parlare, auspicando una rivoluzione copernicana di ritorno, stante la piega che appunto ha preso il sistema. L'assessore ha poi affrontato il tema della carenza di infermieri, cui si somma un dato preoccupante. Complessivamente in Asuggi circa 1500 dipendenti risultano inabili alle mansioni per le quali erano stati originariamente assunti. Anche sulla base di tali considerazioni, Riccardi ha ribadito le ragioni che spingono la Giunta regionale ad una riconsiderazione del sistema. Perché non sono dei tagli, sono miglioramenti delle condizioni degli esiti di salute, con maggiore sicurezza, con capacità di attrazione del personale, perché i giovani giustamente vanno dove vedono tante cose, non dove ne vedono poche.
dopo aver studiato e aver deciso di dedicare la propria vita a questo. In questo senso Riccardi precisa una volta di più come l'impegno per la rete oncologica regionale di fatto sia da considerare una sorta di nucleo fondativo. È la revisione della rete ospedaliera che non deve leggere come se fossero delle riduzioni delle prestazioni, sono delle prestazioni che devono essere garantite se vogliamo avere migliori esiti di salute e credo che questo sia il nostro compito. Né in cauda l'assessore risparmia un attacco alle ragioni che di fatto hanno bloccato per una ventina d'anni tale riassetto. Andava a toccare una serie di equilibri, di posizioni costruite nel tempo, non guardava gli esiti di salute delle persone, guardava le posizioni che in qualche modo venivano difese. Lo stop al terzo mandato per le regioni ordinarie e l'incognita sulla probabile impugnazione della legge in materia dalla regione autonoma Trentino, elementi chiave sul futuro del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, al centro del dibattito nella puntata di ieri sera a Ring. Il divieto del terzo mandato nelle regioni è una scelta discrezionale del legislatore che non necessita di alcuna integrazione a livello regionale. E questo è il passaggio chiave dello stop forte e chiaro dato dalla Corte Costituzionale alla campagna del governatore Vincenzo De Luca nelle motivazioni della sentenza del 9 aprile depositate ieri e di conseguenza a tutte le regioni ordinarie. Il provvedimento in realtà, proprio per come messo nero su bianco dalla Consulta, sembra avere i caratteri dell'universalità, ma di fatto al momento non contempla le regioni a statuto speciale. Per capire dunque il futuro del presidente uscente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga sarà importante seguire l'esito del Consiglio dei Ministri di lunedì, che deciderà se impugnare o meno la legge sul terzo mandato del presidente leghista Maurizio Fugatti della regione autonoma Trentino. Se succederà, la maggioranza di centrodestra in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia presumibilmente attenderà l'esito del ricorso prima di prendere o meno l'iniziativa in materia. Della legge del Trentino Alto Adige, che invece ha già deciso di dare questo terzo mandato al Presidente e quindi questa norma di democrazia, possiamo dirlo, questa possibilità, ecco, di far scegliere i cittadini. Noi abbiamo sempre detto di essere contrari al terzo mandato. Pensiamo e penso che se c'è un bravo governatore di regione, un bravo presidente di regione, 10 anni siano sufficienti. Io non credo che questa sentenza sia una pietra tombale, credo però che sia un macigno abbastanza pesante, questo sì. Se il governo deciderà lunedì, il Consiglio dei Ministri, di impugnare la legge del Trentino, noi possiamo immaginarci di avere una sentenza sul Trentino che arriva alla fine di luglio oppure all'inizio di settembre. Lei lo sta dicendo perché a ottobre scadranno i 2 anni, 6 mesi e un giorno, cioè la metà del mandato Fedriga, limite entro il quale può accadere le cose di cui abbiamo parlato tante volte. La famosa sfiducia, se si forza un testo in aula, viene bocciato. Se cade quindi di conseguenza la giunta regionale, può ricandidarsi Massimiliano Fedriga perché non vale come il secondo mandato, giusto? Nei corridoi ne ho sentito parlare da moltissimi politici, ma né nei corridoi né nelle stanze qualsiasi siano di riunione io non ho mai sentito dire una parola in questo senso dal presidente Massimiliano Fedriga. Io non credo che Fedriga farebbe cadere il governo del centrodestra in regione per avere un mandato in più che durerebbe invece che fino al 2028, fino al 2030. Parte la campagna di ascolto nei rioni di Forza Italia, un progetto di 2 anni anche in vista delle elezioni amministrative. L'obiettivo di essere sempre più presenti sul territorio. Lo facciamo costantemente attraverso i nostri amministratori, i nostri giovani, i nostri iscritti. Dialoghiamo con la cittadinanza, ma vogliamo che la bandiera di Forza Italia sia presente nelle piazze, nei giardini, nei quartieri della nostra città. Forza Italia lancia la sua campagna di ascolto sul territorio, un progetto di 2 anni fino alle prossime elezioni amministrative. Una visita della città rione per rione con questionari da proporre ai cittadini per intercettare le loro esigenze.
Avremo della modulistica molto semplice con delle didascalie che rappresentano il verde, le strade, non so, la scuola, gli anziani, insomma tematiche. I cittadini scriveranno quali sono le loro istanze, quali sono le loro idee per progettare la nostra città. È un'iniziativa che vuole avere innanzitutto una risposta su temi immediati che noi cerchiamo di risolvere e altre invece progettuali per progettare la nostra città in una visione anche futura. Noi ci mettiamo la faccia perché siamo persone che costantemente stanno con le persone, vogliamo iniziare un percorso che durerà 2 anni fino alle prossime elezioni di ascolto, di comunicazione anche di tante cose che si fanno e quindi quel diciamo continua, costante confronto con i cittadini che è la forza del nostro movimento. In questa prima fase i consiglieri circoscrizionali saranno l'avanguardia del progetto. I consiglieri circoscrizionali saranno i primi interpreti di questa iniziativa assieme ai militanti e simpatizzanti di Forza Italia che collaboreranno e saranno quelli che andranno, ripeto, in tutti questi rioni, in tutti questi luoghi della nostra città a rappresentare Forza Italia e a cogliere le istanze dei cittadini. Ora il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale. Sentiamo chi è collegato con noi. Buongiorno. Buongiorno a tutti, sono Tiziana Martini. Buongiorno ispettore, che cosa ci racconta? Buongiorno. Comincio con le notizie più fresche, diciamo così. C'è un incidente in atto in via della Guardia a Caprin. Al momento siamo sul posto, ma uno dei veicoli non riesce a spostarsi, pertanto tale intersezione al momento è chiusa. Insomma, niente di grave, ma insomma il veicolo ha bisogno del caratterezzi. Poi questa mattina c'è stata la chiusura per circa un'ora della via Sottomonte tra i civici 35 e 37 per permettere un intervento urgente da parte della Cegas e ci sono degli interventi in atto in via Revoltella all'altezza della Scala Bonghi per il rifacimento dei marciapiedi. Anche lì c'è stato un senso unico alternato che ha provocato un pochino di rallentamenti, ma insomma al momento il traffico è regolare. Per quanto riguarda le giornate di oggi altre cose non avrei da segnalare, mentre per domani sono previste varie manifestazioni, c'è il Cori Trieste domani, pertanto attenzione ai divieti di sosta all'interno della zona del Porto Vivo e la bretella tra Largo Santos, Piazza Duca degli Abruzzi. I divieti di sosta sono già in atto, mentre la chiusura per domani inizierà dalle ore 15 alle ore 23, la chiusura al transito veicolare. Domani sera ovviamente c'è anche la partita dopo le 20, quindi attenzione anche lì ai divieti di sosta intorno allo stadio. Ci sarà anche un corteo dalle ore 16 di domani, sempre domani pomeriggio, che percorrerà alcune vie cittadine, quindi attenzione anche lì saremo noi sempre presenti, ma chiaramente ci saranno dei rallentamenti. Il corteo partirà da Piazza Libertà, farà la via Ghega, Piazza Dalmazia, via Filzi, via Galati, Piazza Oberdan, via Carducci, Piazza Goldoni, Corso Italia, Canal Piccolo, poi Piazza Tommaseo e Rive, quindi la maggior parte del centro cittadino, quindi anche lì dalle 16 in poi ci potranno essere dei rallentamenti e delle problematiche al traffico. Altre cose non ho da segnalarvi. Le chiedo solo una cosa, non so, sapevamo che c'è un intervento anche che vi vede coinvolti in via Salata Baiamonti. Guardi, di quello sinceramente io non ho nessuna notizia, non saprei darvi notizie in merito. Va bene, poi dopo sarà cura nostra anche capire di più. Grazie ispettore, buona giornata, buon lavoro. Grazie, buona giornata a tutti. E appunto sentiamo adesso, perché dovremmo essere collegati, se non mi sbaglio, con il nostro Gianluca Paladin proprio per questa questione che credo sia dell'ultima ora, no Gianluca, se non mi sbaglio?
Sì, Umberto, una notizia dell'ultima ora, un'operazione di fatto della polizia locale in Borghese, spacciatore sloveno accerchiato dalla polizia locale, arrestato in zona Baiamonti nei pressi di un semaforo, appunto l'operazione di questa mattina. Secondo alcune segnalazioni gli agenti in Borghese sarebbero anche stati costretti a estrarre la pistola per scongiurare tentativi di fuga dell'uomo, uomo che è uno spacciatore già noto alle forze dell'ordine e sembra che proprio all'interno della sua vettura sia stata anche rinvenuta una modica quantità di droga. Naturalmente la notizia è in aggiornamento, dettagli più precisi verranno forniti nelle prossime edizioni del telegiornale, specialmente quello di stasera appunto alle 19:30. Ti restituisco la linea, Umberto. Grazie allora grazie a Gianluca Paladin. Proseguiamo dunque con il nostro telegiornale. No a qualsiasi ipotesi di chiusura del CPR di Gradisca, così il segretario regionale del Sindacato Autonomo di Polizia Lorenzo Tamaro alla vigilia della manifestazione per chiederne la dismissione. Alla vigilia della manifestazione in programma domani, sabato 17 maggio a Gradisca, per chiedere la chiusura del centro di permanenza per i rimpatri, ospitato nell'ex caserma Polonio, appuntamento organizzato da Rifondazione Comunista, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, il segretario regionale del Sindacato Autonomo di Polizia, Lorenzo Tamaro, rilancia sul fronte opposto, chiedendo invece una maggiore diffusione dei centri a livello nazionale al fine di ridurre i sovraffollamenti e la ristrutturazione completa della struttura isontina. No a qualsiasi proposta di chiusura del CPR, è una struttura fondamentale e indispensabile per garantire il rimpatrio di persone che sono entrate irregolarmente, si sono trattenute irregolarmente sul nostro territorio nazionale e nella stragrande maggioranza dei casi hanno commesso dei crimini al danno della collettività. Quindi noi siamo non solo per il mantenimento del CPR, ma per un rafforzamento e sicuramente per una ristrutturazione che garantisca sicurezza a tutti gli operatori di polizia. Si facciano più centri di permanenza e di rimpatrio in tutte le regioni in modo da poter dare quel segnale di legalità che tutti i cittadini ogni giorno ci chiedono. Intanto su quello del Friuli Venezia Giulia come bisogna agire a Gradisca? Bisogna effettuare una ristrutturazione completa del centro in modo da poter garantire quotidianamente lo svolgimento normale della vita quotidiana sia degli ospiti che degli operatori di polizia. L'Associazione Internazionale dell'Operetta ha ufficializzato i titoli che compongono il festival in programma quest'estate nell'ambito di Trieste Estate anche. Si comincia con un caposaldo dell'operetta italiana. Cincillà, l'operetta di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato, compie 100 anni. Era nell'aria che l'edizione 2025 del Festival dell'Operetta celebrasse questa divertente commedia in musica. E difatti il 17 e il 18 giugno lo spettacolo aprirà la Kermesse al Rossetti. Adattato e diretto da Andrea Binetti, che sarà anche uno degli interpreti, Cincillà vedrà sul palcoscenico quella che può essere considerata ormai una vera e propria compagnia stabile. Marzia Postogna, Ilaria Zanetti, Gualtiero Giorgini, Alessio Colautti e Giulia Sgherla. Ad essi si aggiungono Francesco Scalas e Giulio Gessi, sul podio la FVG Orchestra diretta da Romolo Gessi. Gli appuntamenti che l'Associazione Internazionale dell'Operetta organizza per il festival sono in tutto 5. Il 19, 20 e 22 luglio al Verdi andrà in scena Il Cavallino Bianco, che vede l'associazione copartecipare all'allestimento assieme alla Fondazione Lirica. Quindi 3 concerti. Il 31 luglio in Piazza Verdi le più belle canzoni della radio e della televisione. L'8 agosto al Museo Sartorio dall'Operetta ai cantautori e infine di nuovo in Piazza Verdi il 12 agosto un concerto per celebrare i 200 anni dalla nascita di Johann Strauss. Domani a Rocco alle 20 il ritorno di play-out fra Triestina e Caldiero, partita decisiva in cui l'Unione è chiamata a salvare la Serie C, il punto con l'allenatore Attilio Tesser. Siamo alla vigilia della partita più importante dell'anno per la Triestina, il ritorno dei play-out a Rocco con mister Tesser per capire come ha affrontato questa settimana di allenamenti la squadra e come arriva a questo appuntamento. Ma arriva bene perché dobbiamo arrivare bene. Domani dobbiamo fare una partita importante, ne siamo consapevoli, quindi si sono allenati, chiaramente c'è un po' di tensione, è naturale, è inutile nascondere le cose, però la squadra ha lavorato bene, concentrata,
si è impegnata, si è applicata a tutte le cose che abbiamo provato, quindi domani mi aspetta una bella partita. C'è qualche, diciamo così, problema di disponibilità per l'attacco a causa di infortuni? C'è da sopperire l'assenza di Silvestri invece per la squalifica? Sì, diciamo che dietro purtroppo l'assenza di Silvestri, però è pronto Alessandro e sicuramente farà la sua partita, lì siamo coperti. Speriamo di non avere altre problematiche, che dopo dietro abbiamo solo il ragazzo Kosher che sarebbe al debutto o quasi, ha giocato pochi minuti in una partita. Fortunatamente abbiamo recuperato in difesa Balcott che ha fatto anche una buona settimana lavorativa e quindi stiamo bene davanti, qualche problemina ce l'abbiamo. Abbiamo avuto Epa Vertainen fermo la settimana scorsa, si è allenato gli ultimi 2 giorni, quindi per fortuna recuperiamo lui a disposizione, invece Strizzolo non ce la fa e non sarà a disposizione. Quindi probabile, insomma, Cortinovis, Olivieri e Udo all'inizio, insomma. Probabile, potremmo giocare magari con 2 trequartisti e una punta, ma no, alla fine penso che sarà questa la squadra, la soluzione giusta, perché Vertainen è un po' che 2 settimane che non si allena, con 2 allenamenti non me la sento farlo partire dall'inizio. Ovviamente la Triestina ha ancora il doppio risultato utile a disposizione dopo lo 0-0 dell'andata, penso però che si scenderà in campo per segnare il prima possibile, per evitare, diciamo così, gli spettri che potrebbero apparire nel secondo tempo in caso di 0-0 anche al ritorno. Certamente, non dobbiamo speculare sul doppio risultato, dobbiamo giocare una partita molto attenta sicuramente, ma una partita di chi vuol vincere la partita, si gioca per vincere la partita, non per aspettare o speculare appunto sul risultato. Poi dobbiamo anche essere bravi ad interpretarla bene, perché non dobbiamo nemmeno regalare, dove loro sono molto bravi, le ripartenze a loro, e quindi dobbiamo stare molto, molto concentrati e attenti, ma sempre con l'idea di giocare la partita in avanti, con fiducia, con cattiveria, con grandissima umiltà, ma determinazione. Ora possiamo fermarci per la pubblicità, ritorneremo con altri servizi, rimanete in nostra compagnia. È stata piuttosto movimentata la commissione che si è riunita per la variante al piano regolatore inerente al progetto della cabinovia, questo è accaduto ieri. Vediamo il servizio. Mi piacerebbe, cari colleghi di centrodestra, che sento sempre silenziosissimi, mi piacerebbe che uno di voi provasse a smontare nel merito osservazioni che sto facendo con carte alla mano, cose che non mi risulta poi leggiate molto spesso, perché È cominciata così oggi in 6ª commissione comunale a tema cabinovia, preludio di un finale altrettanto acceso. Al centro la delibera della variante 12 al piano regolatore vigente, con l'esame di 3.136 osservazioni di cittadini e associazioni, che, incassato l'ok, è destinato alla discussione in Consiglio Comunale. E così sarà, visto che dopo un lungo dibattere su come organizzare i lavori della riunione, sulla pertinenza di affrontare la discussione sebbene siano pendenti 5 ricorsi al TAR, inframmezzati da interventi su aspetti economici, sulla gestione del servizio, sull'utilità di avere una cabinovia a Trieste e quant'altro, un consigliere lato maggioranza ha chiesto di votare. In quelle ore di dibattito il bilancio è di molte posizioni espresse e poche osservazioni prese in esame. Sulle 3.136 una è stata letta dalla consigliera Pucci del Partito Democratico. 9 pagine per 18 minuti netti di lettura. Quindi, dito sul pulsante, il centrodestra ha i numeri e palla che ora passa al Consiglio Comunale. Non senza tensioni, con un finale faccia a faccia e a voce alta fra 2 caldi consiglieri davanti a un pubblico rappresentativo delle istanze dei Contras, cui gruppo più numeroso sfilava in Piazza Unità sventolando mutande. Non abbiamo sentito da parte di nessun esponente della maggioranza per il momento parole di sostegno chiaro a un'opera che evidentemente è sempre più avversata da gran parte della popolazione, però se questa volontà di lavarsene le mani si estende addirittura anche ai lavori della Commissione diventa oggettivamente difficile procedere. Questo è un passaggio che riguarda la pianificazione urbanistica, nulla a che vedere con quelle che sono le scelte di finanziamento della stessa, nulla a che vedere con quello che è il progetto esecutivo. È un passaggio di pianificazione, quindi il nostro dovere è quello, con responsabilità, di dare risposta concreta a quelle che sono state anche le osservazioni di chi non è favorevole e di chi ha maturato un convincimento contrario. Fra le domande fatte in aula, una riguardava gli aspetti ambientali. Il dirigente comunale Giulio Bernetti ha riepilogato la situazione. Il Comune di Trieste ha seguito tutti i passi ambientali.
forse anche per un eccesso di cautela. Siamo andati fino al terzo livello della Vinca. Ricordo che con noi c'è l'ampliamento dell'aeroporto di Karlsruhe in Germania e il ponte di Messina. Tutte le altre opere che vengono fatte, compresa l'alta velocità ferroviaria in piena ZPS, si sono fermate al secondo. Noi proprio per dare la massima valutazione di potenziali, perché noi siamo andati al terzo, non perché creiamo danni, perché non si poteva escludere un danno. Siamo andati al terzo, abbiamo fatto così approfondimenti ulteriori, che non le ha fatte il Comune di Trieste, le ha fatte l'Università di Udine, concludendo che l'opera, così come proposta con le compensazioni, proprio sia in virtù della CO2 risparmiata, sia in virtù delle compensazioni che sono state fatte, complessivamente l'ambiente ne trae un beneficio. Questa è una valutazione dell'Università di Udine, non del Comune di Trieste. Questa valutazione è stata fatta proprio dalla Regione, che l'ha trasmessa al Ministero dell'Ambiente, che ha chiesto delle integrazioni e poi alla fine ha confermato quello che ha mandato la Regione. Il Ministero dell'Ambiente, secondo la procedura prevista, ha notiziato di un tanto la Commissione europea per eventuali osservazioni, che non ha fatto. Quindi l'opera è stata trattata con la massima attenzione da parte del Comune, della Regione, del MASE e dell'Unione Europea, della Commissione Europea, e nessuno ha avuto niente da eccepire sulla conclusione che dice che l'opera fa bene all'ambiente. Su questo livello qui ci deve essere chiarezza, altrimenti è evidente che poi l'opinione pubblica rimane disorientata. E Galcarso non è contrario in linea di principio alla cabinovia, risolverebbe, secondo il presidente Pizziga, quei problemi di traffico in città direttamente collegati ai sempre più notevoli afflussi turistici. Non pochi ritengono che le persone favorevoli al progetto della cabinovia in realtà siano più di quanto si pensi e che semplicemente non facciano sentire la propria voce. Nel corso di una puntata di Trieste in diretta, il presidente di Galcarso, Davide Pizziga, è intervenuto sulla questione, complessa di per sé, partendo dalla necessità di liberare il centro città dai problemi di parcheggio e di traffico che drammaticamente sono esplosi in queste settimane, stante la sempre più importante presenza di turisti. Io non vedevo il Carso come sfogo per il turismo di Trieste, che non c'era ancora 7 anni fa, vedevo Trieste come opportunità turistica per poi riempire e per far andare meglio economicamente il Carso. In soldoni la posizione di Pizziga così si può riassumere. Non è una questione se funivia sì o funivia no, non è una questione se tram sì o tram no, l'importante è cosa funzionerà in futuro, cioè cosa porterà a noi un po' più di benessere. Nei giorni scorsi Galcarso ha dato vita ad un incontro sulle buone e le cattive pratiche in un contesto turistico ed è sulla base di quanto accade altrove che Pizziga non chiude la porta, attenzione, all'idea di un collegamento via Fune con il Carso. Guardando i numeri, guardando l'estate, guardando anche l'Austria che fattura d'inverno nella Carinzia più di quello che fattura la Croazia d'estate sulla costa, non ho dubbi nel dirlo, però devono dirlo i grandi, quelli che comandano, devono dirlo i politici, perché noi dipendiamo da un governo. Non posso dire sì né no, perché altrimenti mi nemicherei uno o l'altro, per cui io rimango neutro, però vi ho già detto la risposta è ovvia. Continua la convenzione tra il Comune di Trieste e la Trieste Trasporti sulla vigilanza alle fermate e sugli autobus di linea. Assessore De Gavardo, continua la convenzione del Comune di Trieste con la Trieste Trasporti per garantire fino a fine anno il servizio di vigilanza a bordo degli autobus. Sì, esattamente così. Grazie a un fondamentale contributo della Regione, ringrazio l'assessore Roberti, a un'ottima collaborazione con la Trieste Trasporti, abbiamo appunto avuto la possibilità di rinnovare questa fondamentale collaborazione che prevede la presenza di un servizio di sicurezza sussidiaria sugli autobus della nostra città. Questa amministrazione si sta impegnando veramente da più punti di vista e su tutti i fronti per ascoltare la cittadinanza e per contrastare il degrado urbano. Gli autobus sono un fiore all'occhiello della nostra città e sono e devono rimanere un mezzo di trasporto assolutamente sicuro. Migliaia di ore di presenza di questi vigilanti sui mezzi, un successo. Devo dire che abbiamo sempre detto che la sicurezza è una priorità per l'azienda, sia per i conducenti che per i passeggeri, lo confermiamo. Dobbiamo ringraziare il Comune di Trieste che ci ha messo a disposizione queste risorse, la Regione con l'assessore Roberti che ha fatto la legge finanziaria e ce le ha concesse. Per il futuro immaginiamo quest'estate di partire immediatamente 6, 36, la 20 che fa un pezzettino anche a Muggia, ci serve, dobbiamo coprire, dobbiamo dare ai cittadini la tranquillità di un viaggio non solo confortevole ma anche sicuro.
È tutto, vi ricordo l'appuntamento con Trieste in diretta alle ore 17:55 e poi ricordatevi che oggi, essendo venerdì, c'è anche la puntata di Ring e gli ospiti di Ring sono Stefano Avian di Fratelli d'Italia, Lorenzo Giorgi di Forza Italia, Giovanni Barbo del PD e Federico Monti di Adesso Trieste, assieme a Giampiero Gogliettino della Fondazione Luigi Einaudi, Lavoro povero, il monito di Mattarella. Ci vediamo più tardi, buon pomeriggio, a dopo.